Diadero, non scelta senai. Poi si decide di tutto. Poi, o noi andarsi a pillo tutti i impari, o andarsi malamente, uno dopo l'altro, fino a essere morti. Se usassi in ferro, caro mio, crede in me. E in ferro ci potevo saparrai, a piegare spurzicatas dessa vita. Oppure, potevo cercare di aziare tutti i impari, combattendo fino a essere luce. Potevo cercare di aziare i muri dell'inferno, uno vaga a sa porta. Io però non posso fare per gli altri. Sono troppo beccio. Mi gasti a giro, si bio in faccia e penso, devo sbagliare, tutto sugli uomini da mezza età potevo sbagliare. Poi tapo sperdizzato su di noi mio, che ci creiate o no. E ho lasciato voi tutti che mi vogliate bene. E quando mi gasti a sosprigo, bio una gara che non mi piace. Ma già duscioso, troppo puro. Questa normalità di questa vita, con suo tempo, le cose, andando a seguire sempre la stessa direzione. Uno da sasci questa cosa, sa, ma si dà cosa scetticando da sa perditi. Poi in sa vita e in suo traballo è sempre questione di secondi. E se errori è sempre in unisi. O a mossa troppo all'estero, o a mossa troppo lenta, questa cosa è perdia. Ma esattimus, in mossa, funti in ogni luogo, in ogni momento, in ogni secondo dessa vita. In questo zilleri si strupiaso de fatica per una tassa, combatteuso con i sungas e con i denti, per un'ampudda, per un'ordinazione, poi tascieuso che a Savini, su Dottalli, ad a fare questa differenza tra vinci e perdi, tra vivi e morri. E se no, un'altra cosa, in ogni certo, e chi ne è pronto a morri, che vinciti, chi non timidi, devi che un villa cidro murgia e tu non ninguno, a pizzo del suo bancone. Questo è nai traballai su zilleri degli Iacus, amico mio, compagno. O nosus, darsi a cielo tutti si impari, a bere sa luce, o a messo si sperrauso dessa vita, uno dopo l'altro. Cosa in su corre savur, capicciocco. Is cosa sa, stanta di aici. Inzandosi, e taboleis fai. Bravo! Mai tagazzu senna rendi. Se non stessi già imbriaca a mangiare un chizza, no? Castia che puoi comprare un zappolo e strigiula, sa. E poi ti tocca da lichidiri. Aí ci muovi in mano pure, non c'è ti barra, sa. E che su fogo si assimenzerà
Boh, spero che sia sta volta tenero stimato. Lo duscio. Poi tengo timoria e tengo aspettativa, posso dire oggi, no? Cioè, sto tornando a inghizzare dopo 2 anni. Beh, questa cosa di questa proiezione del suo film, che la poteva essere dietro una cosa nuova. E cosa nuova? O una gente nuova. Devo sapere. C'è da conoscere io questa genticella, ma mi dispiace da dire che non ha da bene centimetri in testa. Certo che due vuoi in suo film. Ancora con questa storia, Tanera. Ti dà già in auga, da una potuto uscire un bello ghigno a pizzo di questo film. E che pure abbiamo dentro questa possibilità. Non credo che uscirà a tu. Certo, poi te non di comprendere proprio una bella cibuda, poi questo non mi sta inserriando a me. Devo rasa questionare di questo film. Devo credo che... Mi piace una surre cose fai, c'ha di allicchidiri, c'ha di dell'impiai, doppeuso, arrangiai su grifoni, mica sesti segao in cuni, a puperdi su kit, poi fai cocktail. Tu in disappi, sicuramente devo trabalhare io. Devo aici non posso seguire. E spero che non testano bene di namuso, aici zeusu, a manco a chietto. Tu stai confondendo te. A scambiare sul zilleri di Iacu, noi denarà a Iaiu, con un cocktail bar in Camden Town. Ma le cose sono funte di aici. I noi sagenti non bevono questa faccicetta tua. I noi sagenti bevono a buffare birra. No, sa facci tua, vedi. E tanti gracchi però non sono ancora arrivati. Ma Iacu, ma come pensate, ma ti davo mai contato quando Babbo tu hai incominciato a parlare in No, non si dà mai contato. E mo si do conto, vero? Io trovo di sempre un frau, tutta capitata che a posto di polizia sa, del babbo tu parliamo su noi, si buffiamo scarinco una cosa in pari. È capitata pure che ne buffiamo su una che domera e quindi si centriamo su noi. Si incrasa pensiamo che andare a arrivare a Siuiacca e 5 mesi, poi Perri, tanto ci pianta allevatori, smassagli, cioè, sa cattare in noi a conchiato senza a messo un briaco, si incazzava vago. Birra? Oh, gracchi! Vai, Da pubbata, Ciao, Beh, ciao. come state? Tutto bene? Ciao, Dennero. Ciao. Questa bella picciocca? Sei Daniela? Piacere, Graziano. Fai capire. Pronto, su? Mamma mia. Tandradà, ehi! Rullo di tamburi? Bella. Bella di adesso. Bravo. SCSF, Bella, no? in sucorre Savurca. Custota neo su brand. È troppo Senti, bello. senti. Zezzi. Non ti piace, Daniele? È bella, no? Che stai trabalando di aici? Ovvero, che te la sta. Dai, la stavo, dai. Ovvero. Beh, vitamini di naso. Non mandano, no. Poi? Ma poi con questa birra artigianale, Iacu, e clienti stuso da grisanta, e clienti miuso. Puro, ma chi è da doppio uso di questa? No, non sono d'accordo. Tu secondo me non comprendi che in noi cosa fu cambiata, sa? O sbaglio? Beh, indubbiamente. Poi, la birra artigianale è stata sdoganata, la birra artigianale ormai, la gatta Sant'Antonio al logo. Ma poi crema, non stiamo nel gusto, sicuramente sti buonissima, però è che i clienti stuso mi pare in tu pago... Castiate di questa maniera. Questa è una graccola che si dona di lui a questa clientela. Una cosa in pruso. Su corre Savurca, sa catta scetti in noi. E gli ha mai su nomini. Va di, Vai. ti do quanto devo. E tornai con me in soccorso e Savurca. Poi non è che sia tutta questa cosa niente che non tu. E certo. Altro ragionamento, sa cosa. Ma oggi non è di essere triste, è di affestare. Pronto, su? 1, 2 e 3. A sta salute del soccorso e Savurca. A sta salute. Tastata su manco, dai. Ma come sei tu e due punta in mano, so tenero. E sti su nomini non vada bene però. È storia da cambiare. No, si può ricambiare. Secondo me, però, non si può ricambiare. Cioè, se affezionato a questo locale, per suo nome, Deo credo che sia buona su frago. un tentativo devi tu fare. Va bene, banda bene, dai, dai sa regione. Mo non è che voglio scullare su traballo cosa tua, dai. Chi non ti buffai? Anche un mai sta vita, no? Salute. Dai, picciocco, su toccai che... Ciadi, una surra, da cosa, da fai? Ah, io cammina, da? Ma comunque, se piace. È buono, Ah? è buono. È stravanata.
Mi fa piacere. Ma se pensate di poter lavorare in commercio? Penso proprio di sì. Però ti faccio questo regalo ulteriore, Sionis. Ti ho questa esclusiva per una parica e mese. Sì. Mi dà lancia e poi Simone su di accordo Deo e tutto. E se ti faccio Deo, ti faccio vince a freccetta. Ma bello. Convinto? Convinto? Convinto, ma sempre, vero? Saluto ancora. Saluto. Ciao, ciao. Mi fai di avere un piacere, Miriam, questa cosa che se tu operri il gioco, certo, poi c'è Andrea, Antonelli, in questa tesi, però questa cosa per me è il suo primo film, che io canto di un libro mio, io il suo primo libro a tutto, è una cosa che mi fa piacere. Quindi, sicuro pongo un brindisi, è cosa bella che vuoi arrivare in Sardegna. Salute e Trigo. Tieni un appuntamento con un'altra persona. In Sunteri si può vedere e si agradessi? Per me una gazzosa con limoni. Un caffè. Manda bene. A me, de pessi. Ribau. Te, come ti stai? Tutto bene? Ci andà bene. Bene. E tu? Bene, abbastanza bene. Mantieni a cadere sul libro tu hai avuto, però. Tu sto scrivendo. Non romanzo, vero? No, se sono uno sapio, a pizzo del cinema, sadro. Devo studio su cinema. Vabbè, questo è il suo traballo, tu, certo. Questo traballo mio già è mo' di tempo, di ora sto studiando su. E mi ha fatto piacere, lì, sul libro tu biri, traduci in un film. Voi sempre cercando di studiare questo meccanismo, di traduzione di uno testo, di uno scritto a satro, in questo caso di questo romanzo Cosa Tua, a su film e a biri commenti cambiano, i codici, la struttura narrativa, i dialoghi, ma è interessante su traballo che è fatto a pizzo dei dialoghi. Mi fa piacere. Non ti pregunto che su te piace o no, poi è sempre imbarazzante la domanda da dire. Castia, ci funti stetti a cose che mi funti piace, se poi ti pagatate originali, spaziose, interessanti, ma ci funti stetti una pariga di nareuso faddinhas, mancai. È sempre un budrello passare da sul libro a sul film. Quando uno si legge sul libro, a parte i dettagli che funti in medas, uno in caso a certi personaggi dona cosa facisi, a certi ambienti si dona i curso da sua vita sua, del suo percorso suo, le atmosfere. Quando poi andrà a B su film dopo, o a dire cosa non di torrent. Che è una duda. Devi essere bravo sul regista a fare un film che è più bello da questo che si fa con questa gente. E in cui che ci dà segata. È narrato sempre meglio su film o su libro. Ma su io Fianna di Andrea devo mi ciagato una reuso, quando uno legge tu sei su meri, è sulla trattativa tra tu e un libro, manco per su autori. Quando tu casti su un film, l'idea del suo regista è forte, e chi non ti piace, oppure chi lui ti dice già io altra, è difficile a fare tornare sconto. Certo. E in effetti quando vado su studi di ragionamento, già io tutto su Bella Conca, Shining, no? Come ti prova che gira bene sul libro e gira bene sul film. Gomorra de Garrone, è un bello film sul libro. È un libro di importo. Però Sì. in Gunisi Garrone ti ha fatto un bello traballo, già il documentario, voi adesso stavo a un meda, vivendo in Scampia, meda tempo, puoi entrare in questa realtà. Io, questione vostra esperienza mia, io sono giornalista, ho fatto su scrittori, e ho girato una pariga di cortometraggi. E mi ricordo la prima volta. 12 aprile, no? 12 aprile, tra altre cose, tra un mese andare in India. E devo ci ando, mi paga un rotto, ci vuole andare. E Calibati di India? A Calcutta, quindi è una. Mi ricordo la prima stesura del 12 aprile, via lungo, dialogo longos. E mi ricordo che la prima stesura l'ha fatta lì a Gianniola e mi erano Fuliancedda, scritta un'altra volta. Dopo ho fatto una seconda volta, Fuliancedda.
E Savini tenne la regione Issu. Troppo questa cosa. Si conosce di oro, Satro, tu Sì, di ora. No, non uscivo Non si cantando scopre, su, poi adesso Se scantiano. un giovane non fa donare meno. Eia, se uso stampaccino, uso. Ecco, Tutti ed uso. Quindi se cresce sono stampaccio. E devo so crescere in bidda, in Moguru. Ma su Goro è preso un Moguro o un castello? Istintivamente in Moguru, però mi sono firmata bene pure un castello. Quando c'è traballo e sa gente socievoli, narauso. Mi fai da rannagare ogni tanti amici. Io sono di accordo. Non è socievole sta gente in castello. No. Devo andare perché mi ragazzi di male per una momina che non si socievole. No, è vero, tu non sei socievole, mi tratta sempre male, sei però buono, sei tra buono. vicini si può fare. Certo. Si può sopportare. Tu come ti sei arrivato? Ma siamo sempre noi arga la sarga. Siamo sempre su Goro e Savurca cercando di fare qualunque cosa. E sai quando c'è Cosa qualcosa. bella, sa. Si stinto e fai cosa bella. Poi chi funti bella sommava sa due deptinai esatto, sono due persone non so. Sì, si cerca di da correggere. Che in quanto da ascoltare, vuoi correggere. Si incontrano, Si incontra importanti. sempre. Quando incontri una persona nuova, quando hai l'occasione di scambiare due fuori con qualcuno che abbia diversamente da tu, è sempre un'occasione per crescere. Si fa di pure a rannagai, ma si cresce. Che in quota, ma fate sapere pure. Sì, sì. No, estica sul libro, esti melloso de su filmi, e poi testi un libro, e poi testa letteratura sempre di questo primao de si melloso. No, esti un'altra cosa. È che a volte è proprio questione di atmosfera, di tonalità, no? Tu da gatta se manca in un libro e non da gatta su film. Castia, forse sì, che mi vede pensare su cinema sardo, che conoscevi più da me, su un film in cui ha pagato o a cappio con sul libro, proprio in questa maniera che stavo cercando di dare di atmosfera, e con un film di Columbo tratto sul libro di Arcipelaghi. E no padre padrone di Staviani. Poi No, poi me leggi sul libro di Gavino Vanessa Beridali. Saluti a tutti, ciao Daniela. Miriam, un piacere in me, da saluti. Andrea, già mi pare da dare già Matteo riconosce a tu. E come ti adesso? che non vesse da quel più accappiato. Devo di conoscere a tu. E devo di conoscere a tu che si ti conosce che sei grande mandroni. Certo. Con tutta questa cosa che c'è da fai. Ma cantamina che ti piace di recitare. Ah, di tanti già scoppiamo in luogo. Ci come funziona. E a me mi mantinavo invece se caposatro se si fatto film. Sì, dopo ho fatto Mirasadì. Chi ti ha conosciuto prima, magari canco patticella di cosa cattata, vero su Miriam? Sì, ci do vedere bene il ruolo di questa protagonista, manca è vero. Tu in radio, no? Devo a radio, devo pure televisione, guardo di televisione, però più su cicca. Devo stare in università, devo fare cicca accademica. E poi ho fatto uno cortometraggio e uno mediometraggio. E mi pare che una parte per lui Ci poteva stare. ci poteva stare. Salute. Bene, Neuso. Grazie. Allora, Neuso, una birra, Po' me. Grazie. una gazzosa Poi me, grazie. e un caffè e acqua. No, forse non siamo mai conosciuto. Iacco. Cristina, ciao Iacco. Ciao. Devo sono Francesco. Prego, me. Sapremo volta in noi di ciò, cosa sbaglio? Io prima volta in suo cuore È già salvuta. difficile arrivare su quello Savurca, già 2 volte mi pare di... Se si noi può be su Vim oppure sei passato per altri motivi. Te ne so proiezioni, che si va a prendere stentare. Se lo passato, ho approfittato se non si vuole pagare, che stiamo su film. Ah, poi combitai, ho sempre combinato a tu. Chi stentai se mi va a prendere, sei sospetto mio, se vado a salire lì. Anda bene, sa si stentavo su questo film. E c'ha... si torna uscire. A dopo. A dopo. Grazie. Poi vai vinta, non ti dai. Io tutta sagata, guarda, queste cose buffate su quello Savurca, noi non lo godiamo a cileggio come te, Nante che legge. Non che leggo però torranta, però 20, quindi... Devo sentire sempre a Iaco, ma il film si senso film che ha di fatti su. Chi mi ha dai fatto un logicetto dopo Mimio? Tra Fradis e Sorrisi è sempre difficile. E poi da questo non è che si sia su quella su me. Devo bifia con mamma e io su bifia da con babbo, noi.
Isu ci ha fatto tutta la vita sua e noi. Tutta questa vita nel suo corso a Savurca ho fatta. Ma Gesibidi pure che andati su un frio, non è che non si via. Secondo me. Dai, ti salvare la letteratura. Devo traballo sa terra, non come ti fate a babbo mio in Bingia, ma devo traballo una sagretta, la ceramica. Tengo una piccola attività di pittia con sorella mia. Piga uso terra, creta, e fate uso bravesi e femmiasa. E uso cominciavo facendo un omaggio sinara a subvicinao de Bidda, non so se su de Mogoro, e questa femmina di questo vicinao ci funti da più di 10 anni e poi se uso cresciasa e questa femmina mi giranta e di tenere un paghetto in ogni zona della Sardegna, in Italia, con oltre mare, oltre monti. Non mi casti stimabili, Luciano, ogni tanto dove vai. Quindi zia Iaiaia si rappresenta, sì. Sabruso con notta narauso, che si serve da zia Betta, e poi questa femmina con il mauso in Kinzuso, Barrosa, no, più che Rannagata e Barrosa. Infatti poi c'è tutto sì, poi i femmine sono devote piantaici. E mo pure mo tocca ad essere Barrosa se può andare così andare in questo mondo paghetto complicato. Questo è un momento dove poi femmine si va ai balli. E Questo poi tocca ad essere Barrosimi, Barrosa de primo. Porta in modo sonante sul momento dei femmine. Ma pare che non entra, in realtà, poi lasciare tutto come te. È sul momento dove si va ai balli. Però questo mondo nostro del artigianato, sono mede femmine, con questa ceramica, poi vai un esempio, le attività si fanno più a nome di femmine che di uomini. Sì. E qualcuno narra che pure anticamente i farci di assemini fianta brusi ispoviddas che traballanta e che tenianti ideas, però poi sa gente via da nomini de sommini, logicamente. Devo uscire un conto che è un nara, un aneddoto. De scravasa che s'attovianta, una è stiva appendis, a pellicola di un film e s'altra di fai. Beh, come testi? Mi piace di bruso sul libro. Questo è un nara che ha Alfred Hitchcock a François Truffaut, quando ti ho intervistato sul libro famoso su cinema, secondo Alfred Hitchcock, e questo nara si narra commenti esti in immaginario popolare, in su chi pensa da sta gente a pizzo su dessa relata tra cinema e letteratura. Sempre c'è stata questa sorta di battaglia. E su cinema bessi che ha di verdi questa battaglia. Andava bene su cinema che me dotta c'è gente in meta che il libro sono non illegiti, quindi si prima sul film e ci passa prima sul film da sul libro. Su chi vai se dopo comprende. Sagrada e tu i bistis. Faccio bistiti, sa gente. Bistiti sa gente. Ma sul discorso, questa cosa sa proprio, certo stamattina non dava su Deo, però ha studiato posso del Singio, sono abbastanza informato e ho fatto tutto questo passaggio, quindi conosco bene questa cosa così importante che è venuto traballo, quindi adesso questa conosci i materiali, si può vedere spesso si nanta, no, c'è questa cosa che si narra dalla tradizione all'innovazione ed è un che non si non conosce questa tradizione, si innovazione non da vuole sai, questa è dei guni che tutto nasce, quindi mi occupo dei suvuresi, di come si ringe la lana. Adesso è una grezza ancora da adesso o già adesso? No, te rotto, già quando si seca da adesso resina. Beh certo, è importante rotto quindi vengono bene, vanno fatto bene con questo puro, non è che vanno alla recorta, vanno alla sciacquara, poi sarà la nostra difficile, poi insomma, una cosa che sprepeso non mera limpia, quindi vanno a sciacquare meno esatto, è una lana mera arrugiosa, quindi poi è su filo è corso, quindi difficile rispetto a questa differenza fra lana nostra su Vurese e l'altra lana, è poi difficile questa lavorazione, insomma, quindi
non è sempre conveniente, non è conveniente in Sardegna, poi se lo scherescio te vai, uso italiano saviliera, poi voi devi sciacquare, eccetera, errori che si è fatto prima, che si è fatto con Macomer, per esempio, era che con Daringi da piazza mandare in continenti, quindi dopo andata, tornare indietro da piazza Daringi e non ci via proso non ci fosse racconto. Anche provare a fare questa rintoria, ma chi va in rintoria deve essere intelligenti, deve spiegare questa roba dei Ringi esatto spuro, se non non si vede nulla. Pure questa terra che usavo su Nosu è terra sarda, veda, che è andata in Toscana, vedi traballata e poi torna da noi. Poi si sposta. Non ti fai mai credi questa cosa che la mandai questa materia prima, che la mandai io tu da questa terra, questa non uscita. Sì, pure ma questa terra fui convinto che si poteva fare. Questa continuità è difficile, ma già i romani che venivano intelligenti vai a rotto in pari, vai a fare rotto accanto a Sarrio, quindi tutto Savigliazzi voleva fare rotto no, spuro. Se troppo spago sui ceramistas se noi. Pago ceramistas, e quindi sta spesa non è giustificata. Poi non so se lavare i panni in arno, quindi... Sì, e quindi no, sto facendo altre ribellioni, non c'è qua, i panni in arno, non so questione di questa lingua cosa nostra. Infatti, funti bene su noi a questa lingua. Questa zona tua, però terra meda argillosa. Sì. E si traballanta, prima si decantanta, esterra, eccetera, e poi invece... Ma spannare una cosa, mo che è questione di questa tua cosa, un po' sta terra, no, sei da cosa mia, che mi si zerria da collina, fin sul 1863 si zerria a Forro. E noi siamo cercando con due archeologa, avevo adesso un Forro che si fa la produzione. O di metallo o di vinciadas e altre cose. E in capo si è usagattao in una zona che è tra collina e Gona Drammazza, accanto a una... Che non è corro di Savurca però. Che non è su corro di Savurca. E poi qua spostato, ma noi atteso mezzo di su corro di Savurca. Accanto a una cappella di Sant'Umiali è usagattao la struttura e tutto un quadro di argilla del suo territorio. Si traballata in Goni. Sì. L'ultimo film che musicavo Ennio Morricone, Hateful Eight, del Tarantino. Prova a dubitare senza in musica. No, impossibile. Impossibile avere un film di Tarantino che non c'è musica. È credo che senza suono, questo è impossibile. Io mi sono firmato a padre e padrone, noi siamo satturati. Non so fare. Se si guarda a Quentin Tarantino, Christopher Nolan. Sono camminando in noso, Quentin Tarantino. Sì. Io mi prego a Tu come ti sei piegata questa idea di questo libro, di questa storia? È sempre difficile, a noi come ti nasce, dico, no? Un'idea è sempre fatta di un'idea. Certo. Savraria forse banalmente questo luogo. La nostra di un'ispirazione cinematografica forse da Pudegna, via di un film degli anni 90 con Harvey Keitel come protagonista. Smoke. Ti dà una cosa dopo bio. E dopo lì giù sul libro pure. Paul Auster. Paul Auster. Se Paul Auster. Sul libro Si ambientava a New sceneggiatura York, a Brooklyn. Bravo. E poi a noi abilità c'è un altro film di Jarmusch. Coffee and Cigarettes. Coffee and Cigarettes. Però da manca del hip hop. Mi dà manca delle cose. Non serve tutto, basta da questa scintilla. Con l'atmosfera siamo molto belli. Ecco. Poi negli anni 70 il film americano si diventa pullioso da ogni valetto, da ogni cosa. Sul regista di 90 Carta Bianca e hanno fatto capolavoro. Via New Hollywood. Questo periodo diventa smelluso. E ci sono questi brani di Vuedos che aspirante attrice vi gioca. Devo spista. Aspirante a stipendio. Aspira. Fammi questione del cinema. Titanic da Sevilla. Bello. Questo mi piaceva tanto serio. Quando fu a Vittica, c'era tutti i amici miei, poi a Scadiras e fu una delle videocassettas che babbo mi aveva comprato per Mimmi. Bella questa. Ma piasta BBL.
è da puscallata. Cioè, devo puscallare che ha Da incastrato puscallata. Roger Rabbit, Ritorno al futuro dopo Bio 108. Fia da tempo nostro. Poi in vita non ci può da sul cinema, tanto su devo fia cugliaia domo. Ti piace Sartori. Eia, troppo bellissimo. Seasonal, Ma oui. sta pure bellissima. No, ma vabbè, un film come te Titanic. Ma mi adesso braccio uscire bruschettotto. Ma vosaltro, fai film di vosaltro, accanto dei sipicata, queste ispirazioni. Poi mi pare di comprendere che tutti i dusu funti gravausu in pizzu a cose che funti succede a di avvero, sa? Sì, allora in vita mi è arrivata a mano questa ricerca storica fatta da un professore da Bidda. Arrivata mica lì a Sabid? Moguru. A suo tempo che ha collaborato con il Teatro Tragodia, suo professore di Donna Virginia Carao, che è il regista, si dà via da fare questa storia come un spettacolo teatrale nei via da Sabidda. Certi che non tenevano risorse, poi questa cosa è accantonata. Però a me da questo momento mi saluta questa lampadina, quindi a Puzzerriao a Daniele Azzeni, e a 4 mesi ho fatto la sceneggiatura che poi è andata a fare il suo progetto per domandare il contributo a questa regione. E al secondo giro arrivavo. È una storia che questiona l'antifascismo, la repressione che è stata, ed è una storia forte, perché poteva essere accappiata in altre biddas, in altre città, in altri continenti. Una storia universale. Esatto. Tu vai in costume è stato abbastanza traballoso. Comunque, fia girato da colleghi e amici bravos e ci do sagata. È fatto bene. E tu, Antonello? E devo, come dici, sono giornalista e mi piace di ricordare le storie antiche del Castello. Sul 12 aprile si è ricordato che su Castello vince su scudetto. Teniamo sempre in conca questa idea di girare alcuna cosa, di fare alcuna cosa come filmmaker. Sul termine regista è troppo per me. È troppo. È iniziato da filmmaker. Da filmmaker. Si intende sempre filmmaker. Da filmmaker, eccetera. E sul 12 aprile del 2020 si è ricordato tutto su Castello via Serrara, come sul resto del mondo, su Covid. Abbiamo la silenzia davanti del domo. E poi no, poi non provate a immaginare una storia che lega questa due disi, il 12 aprile 1970 e il 12 aprile 2020. E mi sono ricordato di uno dei film che andava negli anni 60, ti ricordi, ai confini della realtà? Certo. Mi sono inventato una storia che andava sul 1970, due picciocchetto venuti a ascoltare a Radio Cronaca di Gallia di Bari, sentite su scudetto, uno dei due Bessiri, poi Ghettai Saliga, passa da una porta spazio-temporale e si accade nel 2020. Incontra la persona, si incontra ha poi scelto come attori Piero Marcialis, Daniela Vitellaro, Giampaolo Lodo. Che vuole Daniela Vitellaro? Era bravicella, ma era bravicella. E commentare sì, Giampaolo Lodo, l'ultimo traballo che è arrivato Giampaolo Lodo è stato proprio il 12 aprile. Su chi è importante in mia vita cosa nostra, come tu mi dicevi da pittia, e questo dice che si promuove come tenate italiano, si va a Chiseus, ma che ne si disarticolare, che ne cambiasse l'identità di cosa nostra, che ne si dà Pietrocci a questionare una lingua che non è la nostra. Cioè cercando di donare qualcosa di su chi vive su ogni giorno, del quotidiano, questa meraviglia che è sul quotidiano cosa nostra, a da fare a questa gente che arriva a poco caso, come ti ha fatto Osatro, sulla senda di quel luogo, e che ci rinesceva su qualcuno, lo zeriamo pure, per il modo di si fare. Quindi c'è tanti strumenti su questa rete internet, i social media. Questo strumento si permette di comunicare diverse cose. Non scetti che sia bello, che ci tenevo su questa gente si biada che sia bello,
a volte non so manco bello, come in questo caso cosa mio, ma su chi è importante per noi è fare capire che la vita cosa nostra si alloga da conoscenza di come si fa di tante cose, memoria di come si fa di tante cose, come è stato vosaltri. E quindi su vuoi contare come si fa di su vuoi poi in scena come si fa di volta, per noi questa è un'occasione di meraviglia. Ma questa cosa dei contai, dei mannus, dei anzianus, a noi con il lavoro nostro è più meda. E infatti sono amica di Luciano e Luciano è un bravissimo sarto, fa di cose bellissime, ma poi contata. Nel 1973 in uno giornali, tutto quotidiano, che voleva fare concorrenza all'Unione Sarda, alla Nuova Sardegna, fece una notizia, arrivano i venusiani. Tipo la guerra dei mondi di Orson Welles. Di Orson Welles. Eppure sa gente ci credi, a Pula vuole tirare su una tribuna per 5.000 persone, sapete fronte a pettenti che i venusiani arrivano in Sardegna, a Nora. Bella cosa fai. Invece un mediometraggio a Savini, ma ricordo che sul direttore di questa fotografia Daniele Arca, poi su due scene in plus è un lungometraggio. Questo Bonnai che... Ma questa versione tua, questa fantascienza, poi sa più a pizzo di questo film, mi pare sia proprio un pretesto di science fiction, come in altro inglese, se non sbaglio. Sì, ma arrivano i venusiani e sti andavo a Torino, una manifestazione babelica, e tanti classificavo film del genere. Ti piace questa cosa? Sì. C'è questa tradizione pure, no? Ci via da Bazzella, mi pare che si ria, no? Non scivo. Un cineasta, mi pare che via De Santo Sparao. Sì, tenesa regioni, sì, Bazzella. Sì, ha fatto un film di serie B o C o D, no, che si va diventa in esame su 60, 70, ma non ha fatto un meta con Dommi. Però proprio, ho usato questa città di Tarantino prima, no? C'è stata negli ultimi anni una sorta di rivalutazione di tutto questo mondo. Questa gente non si ricorda più su di questa lavorazione, di questa cosa, poi non ci viene più sarto e quindi non ci entra mai una diapona così e mongia, non sapevano che è una cucitura all'inglese, cioè secondo scrittura che vale, quindi già su nome, no? Così, rimongia, quindi tra su spagnolo, sul fatto che questa lavorazione da variante smongia, no? Sta parlando sempre l'importanza del soggetto, nessuno ci riesce più nulla di su che si va ieri, perché poi c'è che un problema nostro, il problema di Piosnai è che non c'è più apprendistato e quindi sì, è vero che abbiamo avanti un vago sfruttamento, sì. Però ti onanta su Viciocchetto, poi hanno sdraballare, poi si via bravo diventare un'altra cosa, spesso i artigiani non diventano meno generosi, non insegnano poco cosa, però questo è un altro discorso. Però c'era uno sistema e quindi la gente imparava adesso e questa cosa passa alla diaici. Si tramandava. Sì. I nomi poi vuol dire difficilissimo, poi c'è su maschili e su femminili, capito? Cioè, io quando si andava a fare questa cosa a Santo Rosio sta a ridere, c'era una femmina, e quindi provai a sbistire, no, io mica provo scarzoni sai sommeni, io ti faccio scelto ma ero mio, quindi ci viene questa cosa, e in regione che spantalonaia, pianta sempre femmina, cioè su sarto si era su carzoni, tu non hai a pantalonaia, però tornare indietro e doveva misurare sommini, quindi non si voleva. Sa femmina così e basta. E beh, pensa a quest'idea di vorrogai e di misurai i pantaloni. Smongia non fa manco su modello su carzoni di uomini, poi cosa si diventa su proprio, però da un certo non si va a fare. Sì. E i maschi sono misurati i vestiti di femmina e femmina, cioè questa cosa era proprio divisa in due parti. Quando voi avete da devo ricordo che in Bidda
si poteva andare e imparare a fare tutto questo spunto, su questa sprighetta che non comprendeva via, e si da imparante in mongiasa, fino alla quinta elementare, poi o paghetto si via su arroscio, però si poteva da poi la scuola pure, poi dopo ci viene, le femmine si fanno una cosa, i uomini si fanno su traforo, quando non vedi che tu devo, e le femmine si fanno su traballo del domo, non c'è due nomi diversi, ci va sempre questa cosa. Ma si mangia questa possibilità di tenere su, poi con i curi ci fa su sfruttamento mischino delle orfanellas, eccetera, questo è sempre questa parte di sabbia, però viene specializzata, si può fare sul rammendo, quindi poi ti entra tutta questa cosa con sagresia, quindi tiallas, eccetera, eccetera, quindi questo viene importante. Sono specializzato poi con intelligenza, con i gesuiti, questo viene fatto cose importanti. In Sardegna hanno portato il bacco da sette, ora parlo di Torgosolo, ma non ho usato. Come Mucadori, sì. Beh, poi è l'unica cosa che si fa stasera svoltare, e poi sul Lionzo, no? Questa cosa, Groga, l'ha fatta ancora su bacco, tutto, sì, una signora Maria Gorda, bravissima, che si chiede a fare questa cosa, e poi c'è tutto. Questo è un rito meraviglioso, perché penso che sul bacco da setta si trovano in noi e vanno a messa quando vai bene, lisci. Questa cosa non riesci a dire, che si fa ancora stasera, e poi una sera rituali a questo punto. Beh sì, ma anche poi appunto si va in tutto, quindi poi semina si riunisce, c'è tutto vero, interessante. Già è religiosa, ma tutto su distingio è religioso. Deus Estera e Deo Gosiri, cioè Deus Egara e Deo Gosiri. Cosa nosa in su cadascio di Denesi? Ovviamente non di nessuna. Spicciocos. Che poi cominciavo a fare. Questi Monzon. Su Ugili. Su Ugili, ma mica sargentino, su Casteldaio, e figlio Galici. Noto Monzon. Noto Monzon, su Monzon de Bidenoa. La sua storia è una storia di una persona, di uno di più violento, di uno messo balordo, che nasce in Sant'Elia, passa a Bidenoa, sa possibilità di besire di questa situazione è proprio sa box. Questi campioni sul mondo. La cosa sia sempre che chi tenesi una particella da Mimmi. E tu fai su Ugili. Poi no. Magari $1 million baby. Cioè, vabbè, ma ti ha ricordato pure Cinderella Man e il $1 million baby pure questi film. E tu? Allora, devo poi ho descritto, non tengo ancora nuda, appunto cose da risolvere, però io i tollu vai a vado a andare a parare. Da tutte queste pedre, apposta in tundo, che teniamo in monte, in satto, in campagna, che dinanzi a Nuracci, dinanzi a... finza se mo santinno che fianta fatto da gente che non ci ne scrive e ne battallai. Questa cosa non è di Aici, devo dare per esempio intendo, via da Picciochetto che hanno magato annanti da questo monumento, questa cosa non mi do rada. E mo con questa tecnologia è essendo fuori tutto. Questa storia è archeologia proibita, tra fiction e documentario. A Pavai che anche cosa fosse terra mia, da faccio di Aici. Miriam, e tu? Deo, tapunnau, deo commente film dove sto studiando, moi. Esti ha scritto, sto scrivendo, sto accanto a spacciare un libro proprio a pizzo su del cinema in Sardegna, dunque spero che bessi che ad allompi luogo, poi sono contenta di questo traballo e a seguire in questo dritto, però non uscivo. Ma che oggi mi affuriai pensa come sceneggiatore. No, regista no, perché per me è troppo. Poi una cosa che su e su mio, poi dopo diventava artistico, dopo era bisogno, giusto? Per esempio, dobbiamo essere corpetto, ma in effetti è uno gilet, ma questo è uno gilet di Sanno 30, questo è un singio che si usava per fare questa roba per traballare, e si cercava terra spazzino. E quindi si diventano tutte divise su scovarori, su un terramorto, si viene fatto tutto questo traballo. E si voteranno pure i vestiti di velluto, poi non è importante in tintoria prima, dice quanto è in domo, quindi su materiali esterno e interno per essere proprio, poi non c'è differenza. Ma questo è
Adesso 30. Adesso 30, non 31, 30, non su 30. No, ho piacere che vodi sta stoffa, adesso 30. Tutto quanto, tutto, sì. Bravo. E questo bene di questo muro, purtroppo dopo tornai a città questa Toscana, ma su venuto due persone arriva da Toscana. Sa già chi c'è da che non sopportavo, sempre con quella scelta, e si viene da Inghilterra, quindi arrivare a Inghilterra e arrivare in Toscana, poi in Toscana tutti bene usarsi fuori a Sallinna, e però santi portare già chi c'è da. Oh, Matte, se ti di no. E poi spacciai sta proiezione. E te ti posso convidare. Un go-to d'egua, piacere. Egua? Ah, scusami, come si dice in sordo? Abba. Ah, Abba. Daniela, fai su piacere, dona due tassi acqua. Ecco. Tu sei proprio calasettano. Certo. Da famiglia però abito, ma famiglia è Cusorgia, con la frazione del Cadesseda, ma insomma, ma mamma grande, ma babbo grande, è tutto del Cadesseda da sempre. È bello, tu molto in inglese, sul flow. Forse questa maniera tua pure, No, certo. Devi usare questa voce, va? Certo. No, ma però la sonorità del tabarchino è particolare, perché c'è vocali aperte rispetto al sordo, per esempio, che aiuta questa cosa qui. Ma ci penso, io non comprendo un cazzo, dici? Tu comprendi? No, ma secondo me non è moglie. Sorry mio. Piacere. Ciao. Matteo, piacere. Daniela. Sorry da un lato. Ci sei tornai? Da un lato, da parte. Che non è proprio sorry. Ah, ok. Ammittati. Ah, ok. Posortiona, ok. Posortiona scelte di un lato, non sei su fratisi. Certo. Gesì vedi pure, Un po' diversi, Non ci vede che ne applicavo. Dogna tanti picata. No, ponai, cioè, picata su che è giusto che picchi, poi questo locale noi scelti su mio e moi, no? E ho scropetto che questo luogo che devo tengo da sempre e che è su mio. E noi crescetti su mio, ma è da Daniela pure. Non è dei moi, è scettica in moi. Quindi stiamo regolando di questa cosa, ma non è in moi. Poi te sapeva da in Londra. Ah, foresta, lontano. Fia traballando con... aspetta, con che è che fia traballando con questo umano Ah no, cazzo, no, fia cercando di essere attrice in come, però... O sbaglio, Tani? Te non la puoi comprendere, poi te se vuoi dai sempre di cosa mia, ma tu cosa stu a denai non di tenesi? Ma so che sarei in famiglia, insomma, posso piacere di intendi questione, poi questione, e in questo tocca a miei sorri. Poi forse che anche così te da adesso a vita non date ancora comprendere bene, ma c'è tempo. Vita paradiso! C'è tempo. No, ma come li che c'è stesso come impara da bivi? Ma c'è da mancare i scetti, tocca a Matteo, e tu invece sei tavaisi? Io faccio la musica, sono musicista da professione e niente. Vago per un mondo, suono tabarchino, la musica tabarchina. È uno dei problemi musicista sardo, è un bluesman come dicendo i Fonti Paco, sapevi? Come ti fai di essere amico tu? Questa amicanza è strana. Ma che documenta adesso strano a essere familiari, sì, no? A volte uno mica decide chi è proprio di famiglia, no? Poi è sicuro, poi c'è gente strana, fo pancia. Ma che c'è un denoso, che poi da cabauso a Bettiani poco si è tenuto. No, è opposto, sa cosa, impari un modo. Io tu questa birra non pago da Stefano Di Moffi, non pago troppo sta lingua, mi pare da tu. Cristiano di musica. Ma a tu ti piace questa musica? Non hai mai ascoltato di vedere questa musica? No, ho fatto questa cantante pure in Londra. Ah. Come ti fai tu, Anna, che non ti piace questa musica? Certo che ti piace questa musica. Ma tu, ma come ti nasce questa passione e questa idea di porre tutta questa suggestione mediterranea e su blues a intro dessa tradizione tabarchina? Ho nato tutto quando sono nato negli Stati Uniti, in America, insieme a Donato Guido Leone. Al ritorno
questa situazione, pensavo, ma perché devo suonare musica americana e non a me musica? Non è Paolo per dire questa cosa qui. E ho cominciato a fare ricerche e poi ho tabarchino. Dunque, tabarchino viene dall'Africa, il blues viene dall'Africa, dunque, fatto. Questi naturali. Naturali, sì, certo. Ma chi pensa sul disco tu, bello, stravanao, che Grazie. mi sto ascoltando con gusto. Grazie. In effetti intendo pure tutta questa tradizione desertica, no? Tinari, tutta questa musica. E mi piace che tanto. di sicuro conosci bene, no? Certo. C'è stata quindi un link con tutto questo suggestione africana. Certo, anche quando ero piccinetto sono stato in Mauritania, ho abitato un anno dentro, perché mio babbo lavorava lì, in Africa. E niente, dunque, queste cose, sono qui mi porto da piccinetto. E voi cosa fate? Lavorando a pizzo del disco nuovo o che stai penso, andando in altra direzione? Che penso, sono una cosa un po' strana, un po' così, strana, d'artista, insomma. Però. Daniele, come è tu? Tu pure sei, no, mi danno qualcosa di fare, che sei in un momento della carriera tua, o che tu, no? Per me è un fendo streccio. Poi, a Papandai non uscino. Beh, sabato su Brindisi, manca un sacco, quando si brindisi. Così. Su blu tabacchino. Grazie, a te. Su film e poi spacciai. Andavo, sai, certo. poi bieso per questa situazione. Certo. Dani, con permesso. Bandai. Piacere. Ciao. Bene, appostisi di questa proiezione che mi auguro si sia Praga. Beh, ad ogni maniera, Praga o no, da serrauso in questa maniera che piace da noi. Con un grande amico, anzi, farei subito un grande applauso a Matteo Leone. Un amico mio è uno dei sprummanno bluesmen che ci funti in Sardegna e dei intendi vota Tedo Abogi che trasuda da Mediterraneo e Africa e tutto su che di bello c'è su mari di Sardegna con un musicista stravanauso che funti Matteo Montoni, un bel applauso, e Stefano Vacca. Spaziesi. Widzisz saraszu, widzisz szkuna, widzisz szkuna, widzisz tu mo, ovani kumi kataba, tu mo. Surtu d'un magazine. Senti una notizia, niatriamo da parti, anche non so, oh vani con me, che ti porto io, oh vani con me, che ti porto io. Ganove che te porta lontano da terra che disciusa, anche se t'ammanchi a famiglia, t'ami da lontano, lo sguardo del tuo figlio, non vani con me, che ti porto in mo. Se scappa da guerra nudita padre in denata terra moia via morti prigi un ligen caden pute crome di cuolo di caffè manco il culone
di culo. Non bagni come che ti porto in mo. E me pode scordarsi tutto quello che mi passava, tutto come lo sopportavo. Dice tu mo, ricordati. Vagni come che te porto in mano. Non vagni come che te porto in mano. Oh, vagni come che te porto in mano. Oh, vagni come che te porto. Grazie mille. Vammi Kamala, o Angelina, du deine te fino mattin, ti porto paese da tradizione, ti porto paese domingo. Profumo da terra che te lo so, e come mai fece da Boca Paola, i rap e riuni sono fatti dagli una, alla mia, alla pensa fortuna. Vanni Kamala, o Angelina, ti danno te fino mattina, ti porto paese da tradizione, ti porto paese che teniamo sempre per fotografia de gianco de negro a pigi se cico dall'acqua e se brutte fece a bocca. Vanni Kamala, Angelina, du danne te fino mattin, ti porti un paio da tradizione, ti porti un paio dove vestem xixambi, o vento ninho enche
movimento, due anime pigne, da pane e carbone. E che senso, senza una stagione. Vanni Camalo Angeli, tutta notte filmati, ti porti vai, da tradizione ti porti vai. Vanni Camalo Angeli, tutta notte filmati, ti porti paese, da tradizione ti porti paese, dove grazie. Lasciamo con l'ultimo brano, si chiama Tabarca Blues. Ma la scorta tu me Digolidina, sabakamuchi du menega zena, oli digolida, sabakamuchi du menega bra, oli digolidina, sabakamuchi du menega zena, oli digolida, sabakamuchi du menega bra. Deve che su pitching, le più grosse me fer, me porto telegrafico con tutti i covanem. Deve che su pitching, le più grosse me se, me porta porca vaia con tutti i suoni. Digolidina, sabakamuchi du menega zena, oli digolida, sabakamuchi du menega bra, oli digolidina, sabakamuchi du menega zena, oli digolida, sabakamuchi du menega bra. E donde calo forte, son burche maduche, un passo tra l'ascella, un passo tredente. E donde cade seta, che porte con le curte, seta mia un po' sultate che vedi calo forte. Digolidina, sabakamuchi du menega zena, oli digolida, sabakamuchi du menega bra, oli digolidina, sabakamuchi du menega zena, oli digolida, sabakamuchi du menega bra, oli digolidina, sabakamuchi du menega zena, oli digolida, sabakamuchi du menega bra, oli digolidina, sabakamuchi du menega zena, oli digolida, sabakamuchi du menega bra.
na sabakamuji domenica sena, ulidi guli da sabakamuji domenica bra, ulidi guli de na sabakamuji domenica sena, ulidi guli da sabakamuji domenica bra. Grazie mille. Sul fogo si assimenzarà e che sul fogo bruciarà. Amigos buenos ti accompagneranno. Son due o tre